buonasera, benvenuti a questa Sala delle Arti di Gravina di Catania, che ci ospita gentilmente nelle persone dell'assessore Patrizia Costa e del capo di gabinetto Marco Rapisarda. Grazie di cuore a loro per l'ospitalità che ci regalano. Stasera assisteremo a qualcosa di veramente meraviglioso perché è uno dei più bei cantici che siano mai stati scritti, il Cantico dei Cantici di Massimo, ed è un inno d'amore tra i più elevati che siano mai stati scritti nella storia. E questo inno d'amore è stato poi tradotto nella nostra meravigliosa lingua siciliana dal nostro Alessio Patti. Stasera avremo il piacere e l'onore di sentirlo recitato nella nostra lingua, e credetemi è qualcosa di meraviglioso, è di un'armonia e di una delicatezza e di una dolcezza infinita, superiore alla traduzione in italiano. Quindi adesso vi chiedo semplicemente di stare nel più assoluto silenzio, perché questa è un'arte, ogni arte si nutre di silenzio, perché noi cominciamo per voi, per regalarvi questo momento magico che possiamo offrirvi, sempre grazie all'assessorato alla cultura e sempre grazie al capo di gabinetto del comune di Gravina. Cantico di cantici, chiedi Salomone. Mi vasi con le vasi della tua bocca. Sì, i tuoi indirizzi sono più dolci di l'ovino. Biluciauro sono dissiosi i tuoi profumi. Profumo odoroso è il tuo nome. Per questo le femminelle t'amo. Dicimmi, o amore dell'anima mia, unne vai a pascere l'armento, unne lo fai riposare a mezzogiorno, perché io non sogno come vagabonda, arreto all'armenti delle tue compagne. Se tu non lo sai, o bendaci a tutti i femmini, vai al reto alla pronta di l'armento, e porta a pascere i tuoi capetti a taglio alle case di pastori. Come si bella, amica mia, come si bella. L'occhi tuoi sono palome. Come si bello, mio diletto, quanto genioso. Pure lo nostro letto spampinaciure. Come un melo c'ha l'arbole di luosco, lume di letto c'ha le iuvini. Alla sua umera che disiavo, massetto e duce lo suo frutto alla mia bocca. I fici traseri nella nica stanza di Luvino e lo sostinnardo sopra di mia e amore. Sostenitemi con corduri d'uva passola, arrinfrescatemi con puma, perché io sogno malata d'amore. La sua mano manca è tutta la mia testa e la sua mano dritta mi abbraccia. Io vi prego, femmine di Gerusalemme, per i cereti o per i cervi delle campi,
non svegliati, non tuculiate di lo sonno l'amata, fino a quando ida non vuole. La voce è lume di letto. Eccolo. Veni sautando pili monti, sbalanzando pili vadduneti. Lume di letto assomiglia a un ciaretto o a un cerviotto. Eccolo. Ido sta a retulo nostro muro. Guarda di la finestra. Spia attraverso le inferriate. Ora parla lume di letto e dici: susiti, amica mia bella, e veni, perché ecco l'inverno passò e finivo di piovere, ma lo tempo finì. I giuri apparerono dai campi, lo tempo di lo canto tornò e la voce della tortoredda si fa sentire ancora dalla nostra campagna. Lo fico sta dando i primi frutti e le vite ceruti arialano un sciavolo d'acqua d'angelo. Susiti, amica mia bella, e veni. Oh, me palumma, che sta in dai sciacchi della timpa, dalla mucciaglia delle sderrupi. Ammussane la tua faccia, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è dolce, la tua faccia è piacente. Lume di letto è mia e io pido. Ido pasci l'armento ciarigighi, prima che ciusci la voria di lui giorno e s'accrescono l'umeri, a ritorna, come di letto, assomigliante a un ciaretto o a lucerviotto, sopra i monti di profumi, sopra l'umeiazzo, allo scorrere della notte, cercai l'amato di lume cori, lo cercai, ma non lo trovai. Mi susu e faccio lo giro della città, per gli strati e per i piazzi, voglio cercare l'amato di lume cori. Lo cercai, ma non lo trovai. Mi incontravo i vardi che fanno la pattuglia. Fedistro l'amato di lume cori. Di picca c'ero passata avanti, quando trovai l'amato di lume cori. Lo stringi con forza e ora non lo lasso fino a quando non l'accompagno in casa di mia madre, nella sostanza. Io vi prego, femmineggi di Gerusalemme, quelli cervotti e ricervi dei campi, non svegliate, non tuculiate di lo sonno l'amata fino a quando ida non vuole. Come si bella, amica mia, come si bella. L'occhi to sono palumni all'utovero, come un'annocca di porpora le tue labbra e la tua bocca è spargiuta di razia, come un spicchio di granato, la tua fossetta attraverso il tuo velo, come la torre di Davide, il tuo coggio, costruito in stile di fortezza. Sei tutta bella, amica mia, di Dio, nuda d'acca. Tu mi rubasti il cuore, solo mia. Sposa, tu mi rubasti il cuore, una sola fardata, una sola perla della tua collana. Quanto sono belle
le tue carezze, soro mia, sposa, quanto più deliziose di lo vino, le tue carezze, lo ciauro dei tuoi profumi annavanza tutti l'odore, le tue labbra sbrizzivano mele vergine, o sposa, c'è mele e latte sotto la tua lingua, e lo profumo delle tue vesti è come lo profumo di lo Libano. Io dormo, ma lume cori, vicchia, e sgruscio, e lume di letto, che tu pulia. Grapimi, solo mia amica, mia palumma, mia perfetta, perché la mia testa è bagnata di risini, le mie capicci di stizi della notte. Mi levai la veste, come un saiarla ancora, mi lavai i piedi, come a lordarli ancora. Lume di letto, misi la mano allo spiraglio, e incianto lo agitò. Mi susipi grapiri a lume di letto, e le mie mani spargevano mirra, scorreva mirra di limeita sopra la maniglia di lo catinazzo. Grapì allora lume di letto, ma lume di letto se n'era già aiuto, scomparso. La lesioni mi vinni per la sua sparizione. Lo cercai, ma non lo trovai. Lo chiamai, ma non mi rispondivo. Mi trovarono le guardie che spizionavano la città. Mi dessero vasponiati, mi firero e levarono un mantello, le guardie delle mura. Io vi raccomando, femminelle di Gerusalemme, se già trovate lume di letto, che cosa ci contate? Che sogno, malata d'amore. Chi avi lo tuo letto di diverso di naugio, o tu, la più bella tra le femmine, chi avi lo tuo letto di diverso di naugio, perché mi supplichi a così? Lume di letto è bianco e vermiglio, che si riconosce tra mille e mille. La sua testa è oro puro, i suoi cannoletti rappi di palma, niuri come lo corpo. L'occhi so come palummi sopra vaddonetti d'acqua, le sue denti bagnati talulati, misi in incastro d'anello. I suoi fossetti come ciureri di balsamo, ciureri d'erba profumata. E le sue labbra sono gigli che spargono scorrevoli mirra. Le sue mani di d'oro, montature di petri preziosi di Tarsis. Lo suo petto è tutto d'avorio, tempestato di zaffiri. I suoi ammi, colonne d'alabastro, appoggiati sopra basi d'oro puro. Lo suo aspetto è chiglio di lo Libano, magnifico come le cedri. Dolcizza è la sua bocca, Ido è tutto al recrio. Chisso è lume di letto, chisso è l'amico mio, o femminelle di Gerusalemme. Un niuluto di letto, o bella tra le femmine,
unni si dirigiu luto diletto, perché oggi lo potevo cercare con Dio. Lume diletto, scegli un suo giardino, c'ha ricciulevi di lo balsamo a pascere l'armento, negli giardini a cogliere i gigli. Io sogno per lume diletto, e lume diletto è ben mia. Ido pasce l'armento c'ha li gigli. Tu sei bella, amica mia, come un spicchio di granato e la tua fossetta attraverso il tuo velo. La videro le giovani femmine e ci dissero beata. I regini e gli altri sposi ne cantavano le lodi. Quei chi sta che spunta come la chiaria di Luiorno, bella come la luna, spirlucenti come lo sole, terribili come schieri astinati allineati. Dallo giardino di rinunci io scenni, e videri i luciolati dello vagionetto, e videri se giù la vidi metteva corini, si giù sciorevano le granate. Votiti, votiti sull'armita, votiti, votiti, volemmo ammirarti. Chi ammirarti dalla sull'armita, dall'atto di la danza più schieri. Come sono belle i litopedi dalle sannole, figlie di principe, le curve dei litocianchi sono come una collana, opera di mano di mascio. Lo tuo vitrico è una coppa tonna che mai manca di vino profumato. E lo tuo ventre è un munzeggio di grano circondato di gigli. Lo tuo petto è come due cerviotti, gemelli di sciareggio. La tua testa si issa sopra di tia come allo Carmelo e i tuoi capelli sono come la porpora. Il re fu picchiato di vitocezze. Quanto si bella e quanto si aurosa, amore mio, figlia di delizi. La tua statura assomiglia a una palma e il tuo petto alle giovani rappe. Disse, acchiano sopra la palma, coglio le rappe di dattole e per mia, lo tuo petto è come rappe d'uva e lo profumo dello ciato to come a puma. La tua bocca è come un vino saporito che corre dritto verso lume di letto e si sparge sopra le labbra e sopra i denti. Io sogno più lume di letto e lo so di sio è verso di mia. Vieni, mio diletto, iemo nei campi, passiamo la notte negli villaggi, alla chianari di la chiaria, iemo ai vigni, videmo se tu metti buttonette della viti, se tu spampinano le ciuri, se tu ciuriscono le granati. Da, ti dogno le mie carizie. Oh, se tu fossi in frate mio, arrivato alla minna di mia madre, a trovarti fora ti potessi vasari e nudo potessi disprezzarmi, t'accompagnassi, ti portassi nella casa di mia madre e tu mi insegnassi l'arte dell'amore, ti facessi vivere il vino profumato, lo sugo e lo m'è granato. La sua mano manca è sotto la mia testa e la sua mano dritta m'abbraccia.
femminetti di Gerusalemme, non svegliate, non tuculiate di sonno l'amata fino a quando ite non voli. Ma qui è chi da cacchiana di lo deserto, appoggiata allo suo diletto, sotto l'umelo ti svegliai, già unite concepio Tomaggi, proprio già unite di partorio. Mettimi come sigillo sopra lo tuo cuore, come sigillo sopra lo tuo braccio, perché forti come la morte e l'amore, tenaci come lo fuoco e la passione, risovampi sono ciammi di fuoco, la ciamma dello Signore. Mettimi come sigillo sopra lo tuo cuore, come sigillo sopra lo tuo braccio, perché forti come all'amore dell'amore, tenaci come lo fuoco e la passione, li sovampi sono ciammi di fuoco, una ciamma dello Signore. Antonella, mettimi come sigillo sopra il tuo cuore, come sigillo sopra il tuo braccio, perché forti come la morte e l'amore, tenaci come lo fuoco e la passione, li sovampi sono ciamme di fuoco, una ciamma dello Signore. Bravo! Come la parola di Dio ci spiega come l'amore è per tutti. Quindi permettetemi un attimo, l'amore è per tutti. Antonella Zè. L'amore è per tutti. Patrizia Costa. L'amore è per tutti. Francesco. L'amore è per tutti. L'amore è per tutti. Signori e signori, giusti di mano. E l'amore è per tutti, anche per il resto della compagnia. Grazie Tonino Magrini. Signori, ovviamente la commozione è grande in questo momento, soprattutto per noi femminucce, perché ricevere oggigiorno un mazzo di fiori non è più ormai di moda, dicono che non si usa più, ma a noi donne i fiori piacciono sempre. È vero, ci sono ancora, ci siete ancora voi uomini, galantuomini, che vedete nella donna l'essere degno del fiore, e di questo vi ringrazio a nome di tutte le donne, a nome di tutto l'amore. Allora, Alessio stasera ci ha fatto veramente un dono immenso. Lui è abituato a donare, lui è abituato a regalare senza avere ed esigere mai nulla in cambio. E questo però l'ha portato man mano durante la sua vita ad essere sempre ricco, ma ricco, veramente ricco di amici per la vita, di amici che per lui farebbero qualsiasi cosa,
perché l'amicizia, come l'amore, qualcuno ci ha insegnato e noi lo viviamo giorno dopo giorno, chi più chi meno, chi può o chi non può, magari non per volontà. L'amicizia è un sentimento così grande che si può paragonare addirittura più grande dell'amore, perché molto spesso per amicizia si rinuncia anche a un amore. Quindi proprio al di là di questi sentimenti che camminano parallelamente e molto spesso anche convergono, si incontrano persone che in nome dell'amicizia fanno dei doni immensi. Alessio ha tra noi, e oggi, che voglio ricordare, so che lui è molto modesto Alessio, ma io lo faccio, voglio ricordare a tutti che oggi è il compleanno di Alessio Parti, quindi un grande applauso con orgoglio di buon compleanno. Alessio vanta di un'amicizia che praticamente da una vita, e puntualmente l'amico in questione non disegna di fare ad Alessio, anzi gode nel poterlo fare, un omaggio in versi. Signore e signori, è con noi ed è con voi il grande amico di Alessio Parti, il nostro amico, il poeta Giovanni Grasso, l'immortale Giovanni Grasso, che scrive fiumi di parole in nome di Dio e che ci arricchisce tutte le settimane della parola di Dio e del suo Vangelo, che lo trascrive e come possiamo dire, aiutami, sono già così, un pensiero semplice sul Vangelo. Ogni domenica da 5 anni, ecco. Ogni sabato lo trovate. E lui veramente dona il suo pensiero ogni domenica, ovviamente al Vangelo della giornata, della settimana, ed ormai per noi è un appuntamento. Tutte le domeniche, il sabato andiamo lì su Facebook, vogliamo andare a vedere il Vangelo secondo Giovanni Grasso. Ed ecco, io lascio adesso la parola a Giovanni Grasso, che con enorme piacere sta dedicando e sta donando una poesia, ovviamente da lui scritta, al nostro Alessio. E con questo vi giuro non tengo più il microfono in mano. Io non so se qualcuno mi conosce. Mi chiamo Giovanni Grasso per tutti. Alessio, quando ci siamo conosciuti, è scattato qualche cosa, non so, come quando due persone si innamorano. L'amore è per tutti. E ci siamo innamorati, ma di quell'amore che sviluppa l'amicizia, che l'amicizia comincia con la A ed è veramente il bel amore. Io sono semplice nelle mie poesie, come i miei pensieri peraltro. E già questa poesia in un video su Facebook che lui ha voluto pubblicare, perché la ricorrenza dell'evento coincide con il suo onomastico, il suo compleanno. E queste mie parole incominciano con i primi versi del Cantico dei Cantici. Ne ricordiamo di un auguri più dovino, ha ragione ognuno di dia innamorato. Per Alessio Parti, 11 gennaio 2019. L'11 di gennaio non è cosa nuova che ti presenti una novità. Ora ancora più lo tuo valore, do canto che te cantici e di scena. Ti ha portato nella lingua antica e lo siciliano, la meglio parlata. Tu sei poeta, assai particolare, per lo stesso poesie, vero cantore. Non da prova giù a giù, e dare di tanti libri e più sepoltatori. Io parole più non ne posso tu, per dare giusta nure alla tua bontà, a te. Seppur di tanti mai combattuto, sto libro a come vengo a portare. Io che tengo tutto dato e con queste piccole vesti ti porto un saluto. Ancora più per il compleanno appiccato, che saluti, do feriare da roda della vita, ti auguro tutto chi che Dio ti ha genzato. Buon compleanno Alessio, io te lo faccio, buon compleanno di cuore, caro da tutti. Grazie.
Questa foto è stata la prima volta che... Bravo. Grazie. Non so se lo conosce mia madre, ma lo conosceva mia madre. Ma io non conosco Danese. Poesia, Alfredo Teresa. Signori, stiamo veramente congedandoci da voi e siamo veramente molto entusiasti per il risultato e per quello che si dirà dopo questa serata, dopo questo bel incontro culturale. E per fare quello che sto per fare, desidero vicino a me, dimmi, ti prego, Alessio, ti prego, insieme. Desidero che ci raggiunga a nome di tutta la Sicilia la dottoressa Costa al centro del palco, perché in lei c'è rappresentata tutta l'amministrazione comunale di Gravina e quindi anche il sindaco, e ci farai tu da ambasciatore, da ambasciatrice sia al sindaco che a tutti i tuoi colleghi un grazie da parte di tutti noi. Ecco meglio? Fai tu? Diciamo che c'è una menzione anche in questa tagga, se vogliamo la possiamo anche girare, ovviamente vi viene difficile leggerla, adesso sarà eventualmente anche la dottoressa a leggerla, la leggo io, lo faccio con piacere. C'è un'atmosfera di commozione incredibile stasera, veramente. Era di commozione. La tagga ovviamente è indirizzata al primo cittadino di Gravina di Catania, ma ovviamente un grazie, un abbraccio a tutti coloro che oggi lo stanno rappresentando e soprattutto l'assessorato alla cultura e il suo assessore, all'avvocato Massimiliano Giammusso, sindaco del comune di Gravina di Catania, e a tutta l'amministrazione comunale. 11 gennaio 2019, Sala delle Arti, Sicilia Corimio, Alessio Patti, in collaborazione con l'associazione Maranzatomo, in occasione dell'evento di traslazione del Cantico dei Cantici in lingua siciliana a cura di Alessio Patti, esprimono i più sentiti ringraziamenti per la proficua collaborazione offertoci, nella speranza che si possa continuare nel tempo e permettere di organizzare numerose iniziative fondate sui valori ed i principi più sani della nostra cultura. Grazie Gravina di Catania. Stasera veramente c'è un'atmosfera magica. Ricordo quella mattina quando ci siamo incontrati, Giusy, io non conoscevo il poeta Alessio Patti e devo dire che come al nostro amico Grasso è partita un'empatia. Quella mattina c'era una sfera di sole. Ricordo benissimo, ci siamo seduti e lui con molta serenità, che adesso devo dire che è una serenità che ti contraddistingue e hai trasmesso a tutti noi, al pubblico che ci sta ascoltando, questo tuo modo di porgerti ha fatto sì, ho detto, caspita, ma che bella cosa che vuole rappresentare da noi a Gravina. L'ho sposata subito, prima ancora che tu protocollassi la richiesta ho bloccato la data e adesso ho capito perché l'11 gennaio, una data, perché dice si può fare l'11 gennaio, dico sì, si può fare, anche perché insomma noi ci siamo visti almeno 2 mesi e mezzo fa, quindi diciamo insomma avete lavorato tantissimo. Io faccio i complimenti a ognuno di voi,
veramente Alessio Patti, a sua moglie, al gruppo Sicilia col mio, alla grande Giusy, che veramente ormai siamo diventate amiche. Sì. Dopo tempo lo possiamo lo veramente siamo amiche. dire. E così con tanti di molti di voi, c'è Ninni Magri, c'è Pino, che veramente io ormai ci seguiamo. Oramai veramente è una famiglia è diventata. Francesca, sei d'accordo? Faccio parte, voglio Ne fare fa- parte. Ormai penso di sì, tu e tuo marito oramai siete soldati qua col comune di Gravina, insomma abbiamo fatto, e che ben vengano questi eventi culturali. E noi ce ne saranno, ce lo siamo detti e diciamo che abbiamo promesso e diciamo che li stiamo mantenendo. Ormai la Sala delle Arti è aperta a voi, alla cultura, con molti ci si rivede e ci si continua a rivedere, perché veramente gli eventi continuano, quindi seguiteci sempre. Domani ci sarà un altro evento, sempre rappresentato dall'associazione Malanzatomo, che ormai anche tu fai parte di questa grande famiglia, quindi domani con la presentazione del libro di Nietta Pistoria, o Boccaccio Velopuntum siciliano. Quindi un'altra bella manifestazione, quindi domani vi aspetto altrettanto numerosi. Nel frattempo questa sala è arricchita da ieri fino al 15, potete vedere queste belle pitture, questi belli quadri del maestro Ranno e Ribaudo, che oggi non c'è, però viviamo queste belle opere attraverso i loro dipinti. Quindi vi esorto prima di lasciare la sala, di guardarli, di osservarli e di farli vostri, di arricchire il nostro animo, i nostri occhi e il nostro cuore, perché come dice il nostro Alessio Patti, il nostro poeta, come di Devo Poliedrico o di tutte e di più, Alessio, che l'amore si trasmette per tutti e si trasmette anche con poco, e quindi anche con semplici parole possiamo dare amore. E questo è quello che noi stasera, attraverso la loro opera, hanno fatto a tutti noi. Grazie di questo dono. Scusate un attimo, io vorrei restituire i fiori a Patrizia, la targa e il libro, che ovviamente è la cosa più preziosa che va al di là di qualsiasi altro dono. Io scusatemi. Avrai l'autografo, ma certo. A prescindere dall'autografo, devo portarne uno naturalmente al sindaco. Eccolo qua, Aspettate, non ho finito. Sì. Me ne serve una copia per lasciarla in biblioteca, perché Certamente. io ho anche esatto. Quindi mi servono. Ecco, benissimo. Dottoressa Pisarda, per favore, desidero che raggiunga anche lei la postazione. Questo è il nostro dono da mettere ovviamente nella sua biblioteca. Biblioteca personale, ovviamente. Nostro nel senso di Alessio. Io mi faccio solamente l'ambasciatrice, nulla di che. A questo punto io desidero dare la parola al nostro amico Ninni, perché lo desiderava tanto ed è giusto che lui possa esprimere anche le sue parole. Io stasera sono veramente emozionato. Mi dispiace per coloro che non sono potuti venire, sono un po' più poveri rispetto a noi. Stasera ci siamo arricchiti molto grazie a questa manifestazione. Io voglio ancora ringraziare la dottoressa Patrizia Costa dov'è? Scomparito. Ah, vai! Perché non si ricovera il testo. Per la loro presenza. Ringrazio il sindaco anche se non è, e ringrazio tutti quanti voi per la vostra presenza. Vi ricordo di visitare questa splendida mostra. Grazie ancora. Signori, chi desidera si può avvicinare al tavolo, così possiamo consegnare Lucantico di Nicaldici.
Ci mette il Rosetta? Sì, Gaetano e Rosetta. Grazie mille. Ci vediamo presto. Ce l'ha, scusa. Sì, certo, se desidera ciao tesoro, Grazie tanto. Una carissima amica che purtroppo non è potuta venire, Giovanna Floria? Florio, Giovanna Florio. Che teneva e titolare di un bar purtroppo vietato mancare. La salute. Non puoi fare niente se non ci passi. Sì, Grazie. Anna Roma. Abbiamo le nostre famiglie. Alla prossima. Francesca Malavigna? Lei? Per forza, perché sennò io penso che non ci passo. No, non ci puoi fare niente. Alla prossima. Si vedrà. Alla prossima presentazione. Allora, la ripetiamo. Infatti, la ripetiamo, quelli che non ci arrivano non possono avercela. Anche perché in Poi con calma ti dirò cosa mi è. Adesso ti prego, aggiungi a Giulia, se no. E Giulia prego. E Giulia ci mette anche un po' vicino.